una maglietta. State fermi lì, vediamo. Stai fermo lì che devo indossare una maglietta. Ciao Lore, come stai? Ciao Vale. Tutto a posto? Adesso stai fermo, devo mettere la divisa. Io quando parlo con te mi devo presentare in divisa. In alta uniforme. Vai, bella. Sono in alta uniforme. Aspetta, c'ho anche il bandana, c'ho tutto qua. Tu non lo sai. Stai fermo lì. Lo so, ti vedo spesso 46ato. 46ato? Eccola. Ciao Vale. Ciao Lore, ciao. Ciao a tutti. Come stai? Aspetta, ciao così tutti, mi sta male. Aspetta, devo mettermela bene, mi sta male così. Tu le metti li metti il tuo merchandising o lo metto solo io? No, lo metto anch'io. È roba bella, è roba di qualità. Sì, bellissima. Io... T-shirt, felpe, cose che si possono mettere, dai. No, io sai che sono un tuo fotomodello, eh? Sì, lo so, sei uno dei nostri principali testimonial, sono un testimonial. Sì. Pure gratis, tra l'altro. Gratis, tra l'altro. È una cosa fantastica. Senti, qua c'è la rete in subbuglio per il tuo arrivo. In questo momento vedo la ola su... Bello, sono contento di esserci. Ho visto che sei in diretta pomeriggio, allora ti ho scritto e dai, così facciamo un saluto a tutti, visto che dobbiamo stare dentro casa. Sei a Tavuglia? È una bella idea quella che hai avuto, fai compagnia a un sacco di gente. Ci teniamo compagnia, non so fare altro, come dice Fiorello, siamo animali da compagnia. Guarda, allora io sono con la Franci. Ciao. Oh, la Franci! Ciao Franci! Bene, come stai? Reduce da Sanremo, sei sopravvissuta? Sopravvivere a Sanremo è un'impresa, È stata dura, ma ce l'abbiamo fatta. Ti sei divertita? Mi sono divertita, è stato bello, sì. Sai che tu sei... Impegnativo ma bello. E del resto sì, te sei mai stato a Sanremo, Lore? Sì, te sei stato, hai cantato La mia moto? No, io a Sanremo sono stato in gara nell'88, ho cantato No Vasco, esatto. Sì, che era nel disco, che era nella mia moto. E poi sono stato ospite 2 volte, okay. super ospite. Sai che Francesca si chiama Francesca e la sua mamma si chiama Teresa, per cui diciamo è... Esatto. Vero, come te, come le tue. Dove sono al le tue contrario, donne? praticamente. Donne, sì. Dove siete, ragazzi? Guarda, ti vuole salutare, c'è anche mia mamma, siamo a casa della Stefi. Aspetta, dov'è? Eccola! Io la tua mamma l'ultima volta l'ho vista che tu eri ingessato, ti volevo dire. Ti ricordi? Eri all'ospedale di... Dove eri? Dopo il botto che avevi fatto al Mugello, no? Eri a Firenze. Mi sei venuto a trovare a Firenze all'ospedale quando mi ero fatto male al Mugello nel 2010. E c'era lì la tua mamma che, essendo la mamma di un motociclista, la mia mamma sarebbe stramazzata al suolo. E invece lei era lì che non faceva una piega. Sì, gli hanno messo un pezzo di ferro di mezzo metro nella tibia, però insomma... La Stefi era già abituata con Graziano. Prima di mamma è stata la moglie di un pilota e Graziano era molto dedito alle cadute con infortuni. Certo, ha detto, ma scritto adesso Fiorello, dice la mamma di Vale è più giovane di me. La mamma di Vale è più giovane di te, di lui che ha detto Fiorello. Sì. Vale, che fate questi giorni? Come ve li passate? Noi siamo molto fortunati perché abitiamo in campagna vicino a Tavuglia e stiamo qui a casa e praticamente io e mia mamma siamo vicini di casa, abbiamo 2 case vicine e poi c'è la Franci. E quindi la Stefi ci fa da mangiare, okay. E poi abbiamo un bel giardino fuori per uscire, ti faccio vedere, ti faccio conoscere un attimo, ti faccio salutare i miei cagnoni, aspetta, ecco la Penny. Wow, questo è un Labrador. Sono dei Golden. Ecco, vedi? Lei certo. è una tua tifosa, vedi come salta? Sì. E poi aspetta, anche Ulisse. Ulisse! Mica che belli che sono. Perché questi sono cani seri, E quindi andiamo con loro
usciamo con loro nel giardino, dietro casa, li portiamo a fare delle passeggiate. Senti, ma quanti anni è che non stavi un po' a casa? È una situazione nuova per tutti, secondo me mai. Ecco. Mai, anche per me, anche secondo me. Secondo me te non cioè, forse non, è la prima volta nella tua vita. Che... Mai, poi noi stavamo per iniziare. Cioè, certo. È rimasta proprio lì come Pazzesco. se a una settimana dal tour ti dicono basta. Sì. No, a me ecco, io non ero in tour, per cui a me sta cosa questa volta non è successa, perché io non era previsto che partissi in tour, ma quindi niente, siete fermi, che cosa si sa? Quando partirete? Non si sa niente. Allora, al momento ufficialmente la stagione dovrebbe partire il 3 maggio a Jerez. Ok. Quindi dalla quinta gara quando si ritorna in Europa. Quindi ma poi le prime gare le cancellano o si rifanno dopo? Ma guarda, parlando con quelli che organizzano il campionato, con quelli della Yamaha e tutti, secondo me realisticamente anche Jerez, Le Mans, Mugello sarà molto difficile farle, perché fai conto che sono a maggio e io non so se la situazione a maggio sarà tale da poter fare delle gare di moto, ecco. No, secondo me, sai, il fatto che hanno annullato gli europei di calcio, che hanno annullato gli europei di calcio, quindi fino a luglio vuol dire che bisogna stare. Non si se annullano il calcio, prima che annullano il calcio, vuol dire che la cosa è molto seria veramente, perché visto che il calcio, lì c'è un giro di affari, che annullare il calcio vorrà dire. Per cui porco cane, E poi avevi anche una moto della Madonna, hai una moto della Madonna quest'anno, no? Bene, avevamo fatto due test alla fine dell'anno scorso, ma soprattutto i primi 2 test del 2020 in Malesia e in Qatar, ed erano andati da Dio, no? Benissimo. Sì, in Malesia era andata molto molto bene, avevo chiuso quinto, ma eravamo tutti vicini. E in Qatar un po' più fatica, però eravamo veloci, dai, eravamo pronti per iniziare, perché comunque arrivi, no? Cerchi di prepararti sia fisicamente che psicologicamente per arrivare pronto all'8 marzo, perché c'è la prima gara, e quindi eravamo sulla partenza, sulla rampa di lancio, diciamo. Addirittura i nostri ragazzi, mio fratello, tutti quelli della Moto 3 e della Moto 2 sono rimasti in Qatar perché erano già lì e la gara loro l'hanno fatta. E quindi tu adesso che fai durante il giorno? Come le passi le giornate? Ma mi alleno fortunatamente perché ho una piccola palestrina qui a casa, quindi riesco a allenarmi tutti i giorni, riesco a tenermi un po' in forma. Che fai? Che roba fai di allenamento? Ma cerco di fare degli allenamenti diversi tutti i giorni per non annoiarmi. Però cerco di allenare i muscoli che ci servono per guidare la moto, quindi le braccia, i bicipiti, i tricipiti, gli addominali. E poi molto di gambe, molti quadricipiti di gambe, così, quindi diciamo i pesi, gli allenamenti. Adesso va molto a corpo libero, quindi ci si allena a corpo libero, quindi facciamo più o meno quelli che si allenano in palestra, diciamo. Il funzionale, giusto? Pronto? Ci sei? Sì, ecco. Ci sono. Il funzionale, giusto? Allenamento funzionale. Allenamento funzionale, addominali, tutto corpo libero, e poi si fa fiato. Noi facciamo fiato, cioè io corro per esempio. Ma corri dove? Nel tapirulan? In questo periodo corro nel tapirulan. Ok. E invece quando posso corro fuori, vado a fare jogging. Quindi si la Francesca fa qualcosa, la Francesca? Sì, si sposta. Mi alleno sempre anch'io. Ho un personal trainer che mi segue da Milano, mi manda la scheda e fortunatamente con questa palestrina che abbiamo a casa riusciamo a fare praticamente tutto. E poi facciamo tu Francesca, il mondo della moda si è fermato, il mondo della moda anche, sì, no? Si è fermato già anche durante la Fashion Week, hanno annullato le sfilate dell'ultimo giorno che è la domenica, Armani è stato il primo ad annullarle, poi anche tantissimi altri stilisti, e quindi abbiamo praticamente finito un giorno prima. Quindi ragazzi, questa per una coppia è una prova pazzesca. È vero. Minchia, cioè se ci si riesce a sopportare stando un mese qui a casa. Ragazzi, se passate questa vi sposo, vengo io, vi sposo io. Ma io ho una gran fortuna perché praticamente sono venuta qui a Tavuglia che ancora era abbastanza tranquilla la situazione, dopo 3 giorni hanno messo la zona rossa, quindi sono rimasta qui e mi dispiace per la mia famiglia, ma sono contenta di essere qua, dai. Lo so, è certo. La è stata figa perché era in zona rossa a Milano, si è spostata ed è venuta in zona rossa a Tavuglia. Ha fatto zona rossa. Segui le zone rosse. Le zone rosse.
Noi invece, io e Vale siamo per le zone gialle generalmente. Sì, di solito sì. Con il Diciamo rosso che non ci troviamo molto. noi ci abbiamo provato a stare in zona rossa qualche anno fa. Sì. È proprio una questione di colori. È destino la zona gialla, però è questione proprio di colori. Però insomma adesso ti tocca stare in zona rossa anche a te. Ma è zona rossa Tavuglia? Sì, perché... Sì, zona rossa. La Steffi è è un eroe che ancora lavora in comune, perché lei lavora in comune. Ok. E quindi ancora loro lavorano, li fanno lavorare. Da oggi no, però qua è tosta, perché Pesaro è una situazione è difficile e a Rimini anche molto, quindi ci tocca, siamo in zona rossa piena, ecco. Senti, aspetta un attimo che chiamo Fiorello al telefono, perché su Instagram non ti riesco. Fiore, ti provo a chiamare, stai lì, ti provo a chiamare. Cosa fa Fiore a casa? Ma avete suonato un po'? Suoni un po', Giova? Avete suonato durante queste dirette? Suoniamo, sì, canti. Io sono pieno di chitarre, per cui che insomma io faccio, sai, io l'hai vista a casa mia, ho lo studio sotto casa, per cui in questa stanza ho tutta la mia roba. Ecco qua. Okay. Eccolo, beh. Ciao Fiore! Lo vedi Valentino? No. A me mi vedi? A me mi vedi? A te sì. Ok, aspetta. Vale, lo vedi? Sì. Ciao, noi ti vediamo, sì. Ciao Fiore. Che baffetto Fiore che c'hai. Digli alla Franci dietro le quinte, come stavo in ansia. Veramente, ciao Fiore. Sono compagni di Sanremo, sono Giova loro. Loro lo so, hanno fatto. Aspetta, sono passati attraverso una cosa molto di più del coronavirus. Sì, passare attraverso Sanremo, ragazzi, dopo sei pronto a tutto, Dopo il coronavirus è una passeggiata. Io volevo solo sapere una cosa da Valentino, l'hanno chiesta in tantissimi perché voi non leggevate i commenti. Vogliono sapere a quanto vai al chilometro a piedi. Non vado fortissimo, Fiore. Non vado fortissimo. Più o meno vado 5 al chilometro. Ma come 5 al chilometro? Cioè 5 all'ora vai? No, 5, scusa. Si conta così, no? Cos'è? 5 minuti per fare un chilometro? Cioè 5 chilometri vuol dire che vai a piedi, cammini praticamente. No, ma lì mi chiede a piedi, no? No, 5 buono, 5. A 5 chilometri, cioè come... No, 5 minuti al chilometro, dai, un passo... minchia, beh, 5 minuti al chilometro è buono, vai forte. Sì. No, cioè, i nostri ragazzi più giovani mi fregano, però io ormai ho una certa età, dai, 5 va bene. Ma e hai le scarpe da running oppure corri tipo... Com'è? Cioè, sei proprio uno... Potresti fare una maratona? No, non ce l'ho. No. Linus va a 4. Ma Linus va più forte di me, secondo me. È più... Però più va a 4 pure in moto, secondo me Linus va a 4 pure in moto. Potrei fare 10 km, ma non di più. Dov'è? Ok, è come me più o meno, sì. Io con la corsa non c'ho un bel rapporto, devo dire. Non hai un bel rapporto, tu vai in bici. Io vado in bici come un pazzo, sì. Ho fatto ora mi sono fatto 4.000 chilometri, adesso cioè, sono tornato in tempo per chiudermi in casa. Sei tornato, quarantena. Cazzo, ho fatto 4.000 chilometri e poi quarantena, dritto, sono arrivato a casa e non sono più uscito di casa praticamente. Cosa hai fatto? Hai scritto un po' in questi 4.000 chilometri? Sai delle robe nuove? Sì, ho preso appunti, però non li ho ancora guardati, perché li lascio lì, poi a un certo punto, sai, voglio rimanere fresco, per cui quando poi ho finito tutta sta roba qui, che entreremo in studio a fare qualcosa di nuovo, li leggerò e magari salta fuori qualcosa di buono. Okay. Però scrivevo un po' in trance, sai, di notte, per cui mi veniva in mente una roba, però non so cosa ho scritto, magari ho scritto delle cose, poi magari andrò a vedere, saranno delle cagate pazzesche, però forse no, non si sa. Perché sai, in quei casi lì, quando stai in bici 10-12 ore al giorno, la testa viaggia, per cui... Sì, me l'avevi raccontato. Scrivi delle cose... Ma tu in bici non vai? Sì, fai un po' di mountain bike tu. No, io in bici... No. Non mi capita, ecco. Mi alleno, vado a correre in bici, quindi non mi capita quasi mai di andare. Certo. Invece Fiore è un grande tennista, vero? È un grande tennista Fiore, o no? Fiore è un tennista quasi professionista, no? È pazzesco. Bravo. Io si c'ha lo scooter truccato ancora. Hai la Polini nello scooter tu?
Allora, io quando ero giovane avevo lo scooter truccato e avevo la Polini anche probabilmente, e invece adesso ho un T-Max, quindi non è elaborato. Il T-Max è quella specie di scooterone? È lo scooterone della Yamaha, quello bello, quello sportivo bello. Che è fatto come la moto. È pieno di T-Max. Sì, a me io sai che sono un po' contrario allo scooterone, non mi è mai piaciuto lo scooterone perché mi sembra di star seduto sul cesso invece che in moto, no? Sì, esatto. Però quella roba lì che non è... dai. Però il T-Max un po' meno, perché c'ha il telaio poi, il T-Max ha un telaio, no? C'ha il telaio, c'è il forzellone, quindi è un mix tra una moto e uno scooter. Sì, io ogni volta, io sai che proprio lo scooter, proprio per un periodo proprio mi rifiutavo di salirci, perché poi una volta Ralph, il nostro amico DJ Ralph, ero a casa sua a Perugia e mi ha prestato il T-Max e dovevo tornare a casa, mi ha detto vai con questo. Cazzo, ho preso il T-Max e ho detto, mica, questa è una moto, non è uno scooterone da commenda. È un 160, va a 160. Oh. Sì, è bello perché è comodo, però ti dà anche una buona sensazione di guida, cioè se spingi è divertente, ecco. Io invece adesso non lo sto usando, visto che parliamo di Yamaha, che è la tua moto, io devo dire che in questo momento ho una Yamaha. C'ho quella un po' vintage, capito? Quella che sembra un po' uno scrambler. Sembra proprio uno scrambler. Sì, ma l'XJR? Sì, bella, mi piace. È grande, cioè è la 1003, diciamo. È grande, è un bestione, mi piace. Bella. Anch'io ce l'ho. Dimmi, Fiore. Racconta Valentino quella volta a Milano in cui tu ti dimenticasti il bloccadisco. È un classico. Era un classico, diciamo che meno male che non mi sono una volta era pericoloso dimenticarsi il cavalletto perché non c'era, perché negli anni fino agli anni 80 non c'era, non te lo segnalava. Anche di più. Sì, anche di più, si lasciava. Non c'era il bip bip sul cavalletto, era pericolosissimo, la gente si faceva malissimo perché c'è gente che si è fatta male, anche il bloccadisco era pericolosissimo. Ecco, io quello invece me lo so proprio dimenticato. E Fiore tutto. No, fece un giro, faceste una traccia di copertura perfetta, un cerchio perfetto. Vabbè, questo è. Però io in moto, cioè, devo dire che vado piano io in moto, però, perché poi da quando è nata la Teresa, da quando sono diventato babbo, immediatamente ho calato la media del 30%. Cioè, ma questo si dice, Enzo Ferrari lo diceva. Enzo Ferrari diceva che un pilota quando fa un bambino perde subito un secondo al giro. Ecco, io ne ho persi anche di più. Io non faccio giri perché non eri un pilota, allora ne hai persi di più. Cazzo, ho visto proprio, cioè che ho andavo piano, ho cominciato ad andare piano. Poi sono successe altre cose, per esempio una volta dormivo in macchina, se guidava qualcuno accanto a me in macchina, io appena entrato mi addormentavo. Okay? Esatto. Ma proprio con la bavetta, sai, proprio quella proprio la dormita vera. Cazzo, è nata mia figlia, non riesco più a dormire in macchina. Ma come si chiama questa ansia? Ansia si chiama, ansia. Però adesso posso dire, in quarantena si può fare via Valentino, stanno lì a casa. Secondo me va in comune. Capito che ha detto? No, non ho sentito. La mamma va in comune. Ha detto quando tua mamma va in comune, voi potreste fare un bimbo, no? Ok, va bene. Adesso ci pensiamo. Cioè lo fanno per te, capito? Loro non è che ha voglia, ma se glielo dici. Se se lo chiede Fiore. Non possono dire di no. Non lo metterebbero se fosse maschio. Come lo chiameresti se fosse maschio? Allora, non lo so, non ci abbiamo pensato. Però è che dopo tu perdi i giri. Leonardo, secondo me. Tu non lo puoi fare perché tu dopo perdi i giri, non farlo. Guarda. Carmelo ci starebbe bene, Carmelo Rossi, è bellissimo. Devo aspettare ancora perché se perdo un altro secondo sono rovinato, Giova. Fino a quando corro. Non farlo. Invece Fiore va col motorino a Roma, c'ha lo scooter. No, lui c'ha una specie di Triumph, io me lo ricordo con una Triumph nero opaco. Adesso cos'hai? Adesso c'è solo la Vespa. Ah, la Vespa, ok. Ha finita l'epoca quella c'aveva la moto tipo da. Ho avuto una Triumph, poi una Ducati, adesso l'ho venduta però.
Hai fatto Bello, hai bene. avuto delle moto vere, quindi delle moto veloci, ecco. Sì, ho avuto anche una brutale. Anche una brutale, ok, la MV. E Cazzo, ascolta invece Giova, ti ricordi quando siamo andati a girare, a fare quel giro di enduro? Ma certo che mi ricordo. E c'era anche Marco. Tiz, C'era Marco, c'era Ralph, c'era Lupi, mio fratello, Bernardo. Ti abbiamo Minchia, portato precisamente. nell'entroterra marchigiano, no? Dove eravamo? Siamo andati a metà strada tra Cortona e Tavuglia, proprio, esattamente a metà strada. No, ma io te lo racconto questo. Allora praticamente arrivano, perché sono arrivati, io mi aspettavo che Valentino arrivasse, non lo so, praticamente. Aspetta che ti ho perso, non ti sento più. Va veloce. Fa il rumore della moto, senti. Ti sei fermato, aspetta che provo a ripristinare. Aspetta un attimo perché. Vedo. No, adesso, mi sa che c'è Teresa che sta facendo una lezione online e mi blocca la linea. Adesso ecco, no, ora ti sei. No, io ti vedevo male, non ho sentito le ultime cose che hai detto. E io adesso poi volevo raccontare una cosa però di quel giorno lì. Che cosa hai detto negli ultimi 20 secondi? No, io volevo raccontare. Stavo a sentire te. Ho sentito. Sembrava di essere al Mugello. Cioè, tu praticamente hai adattato la tua voce alla rete che non funzionava. Sembrava di essere alla fine del rettilineo al Mugello. Allora, devo raccontarvi due cose mitiche di Val. Allora, lì siamo andati a fare un pomeriggio, una giornata di enduro in mezzo ai boschi tra Cortona e Tavuglia proprio. Allora, noi siamo arrivati, Valentino è arrivato, io mi aspettavo, sai, che arrivava Valentino, magari, non so, con un po' di gente, con il team, che cazzo, non so, con qualcuno che gli deterge il sudore, sai, quelle cose, no? Con uno con il ventilatore, con l'aria condizionata, era inverno, no? Con una stufa. Niente, praticamente sono arrivati lui e Simoncelli, guidava credo Simoncelli, con un furgone bianco, una specie di Ducato, sono arrivati con un furgone bianco dietro, avevano le moto, come due pischelli, sai due pischelli, quelli che trovi qua, che trovo qua nei boschi. Sono arrivati con queste moto, hanno sceso le moto, proprio due ragazzini ingarellati. Io ho detto, ma pensa, vedi quando uno è vero? E io lo pensavo proprio. E poi c'era una spianata di ghiaccio, un piazzale di ghiaccio, hanno preso queste due moto, io non ci stavo neanche in piedi fermo su quel ghiaccio, ti giuro. Io dovevo stare seduto, cioè non riuscivo a starci fermo in piedi. Loro hanno preso queste due moto e hanno cominciato ad andare sul ghiaccio come se fosse l'asfalto. No, non puoi capire, ti giuro, io non riuscivo a starci in piedi, fermo in piedi. Loro con la moto e facevano i numeri, insomma il circo. E poi Bello, è stata una grandissima giornata. Bello. Poi siamo andati in giro poi Vale mi ha anche dato due dritte per salire in una specie di, mi ha detto come devo fare, mi ha detto no, era difficile. È difficile, metti il culo indietro, mi ha detto metti il culo indietro, metti sta marcia qui, cazzo, un attimo praticamente sono salito. Un'altra volta vi racconto questa, eravamo al Mugello, ero alle prove il sabato, alle qualificazioni, e mi sono ho preso il motorino, eravamo io e la Francesca, ci hanno prestato un motorino e siamo andati alla fine del rettilineo dove c'è la staccata lì si stacca a 340 km/h. Sì, è la staccata della San Donato, uno dei punti più paurosi della stagione. Sì, si stacca a 350 forse. Si stacca a 350 km/h. Io mi sono messo lì dietro il muretto e guardavo e Vale che passava. A un certo punto ho visto Vale che impercettibilmente ha mosso la mano della frizione durante la staccata, ha fatto così. Vabbè. Poi dopo ha fatto la qualificazione, ha fatto la pole, siamo andati nel motorhome, ho fatto la doccia, è uscito Vale, ci siamo messi a chiacchierare e mi ha detto ma hai visto che ti ho salutato? Giuro, mi ha detto ma hai visto che ti ho salutato? Sì, ho alzato la mano. Cioè praticamente lui mi ha visto a 350. Mi ha visto a 300, non solo mi ha visto, mi ha salutato. Era il 2006 mi sa, ti ricordi Giova? Era il 2006, era Camen, avevamo la Yamaha gialla. Certo, è fantastico. Sì, io sai che ho un cane che si chiama Otto, che l'ho chiamato Otto perché l'ho trovato il giorno che tu hai vinto l'8º mondiale.
Davvero, grande, bellissimo. Sì. Che cane è? Che razza è? È un mischione, è un mischione. Mischione. Sì, è un mischione. Otto si chiama, perché mi ha chiamato il mio veterinario, mi ha detto abbiamo trovato un cane qui in mezzo alla strada, non se lo prende nessuno perché è mezzo storto, c'ha un muso lungo, però è simpatico. Lo prendo io, guarda, poi era il pomeriggio che tu avevi vinto l'8º mondiale, quindi sono andato, ho detto vengo io, come cazzo lo chiamo? Cazzo, oggi Vale ha vinto il mondiale, 8 lo chiamo, ha vinto, e lei mi ha chiamato, e io sto aspettando ancora di chiamare un cane 10 però, È vero. Quasi, no, ti giuro. Sto 10, dacci sto 10. Grazie, sto 10 perché io ho bisogno di un cane, perché 8 comincia ad avere una certa età, prima di tutto, è diventato mezzo sordo adesso, però, capito, io voglio mettergli un giovane in modo che lui si ringalluzzisce e lo voglio chiamare 10. Per cui, dai, ci provo. Quindi allora devo fare un bambino e vincere il 10º mondiale. Okay. Abbiamo messo... Sono queste due cose qui da fare. Ci siamo messi davanti un sacco di roba, abbiamo un sacco di cose da fare. No. Oh, Fiore! No, trovate il nome se il figlio dovesse essere maschio. Facile. Dillo tu. Mugello. Mugello. Dai, mi sembra una grandissima idea. Dica Mugello. Mugello! Non rompere i coglioni alla mamma! Sai? Mugello Rossi. Mugello, vai dal papà! No, ma te c'hai un gatto? Io ho 3 gatti. 3 gatti, bello. Sì, Che no, guarda, si ne chiama avevo 4, Rossano. adesso ne ho 3, ne avevo 4, poi una se n'è andata da poco tempo, adesso ne ho 3, ma sai, a casa mia abbiamo 3 cani, uno si chiama Otto, gli altri 2 sono ancora più sgangherati di Otto, ma gli vogliamo un gran bene, e in questo momento loro sono gli animali più felici del mondo, perché, cazzo, siamo sempre con loro, per cui... Io li vedo, sai, proprio godono, cioè hanno proprio la faccia, ridono, io li vedo che ridono, dico ragazzi è un momento drammatico questo, ma per loro è il momento più bello della loro vita. È vero. Ragazzi, vi saluto! Va bene, è stato un grandissimo piacere. Senti, speriamo di vederci e di poterci comunque, abbracciare una volta dal vero fra qualche mese, dai. No, speriamo presto, perché Speriamo il più presto possibile. Io se tu mi hai invitato al ranch a fare un po' di... Sai che tu mi devi insegnare ad andare a fare il controsterzo, no? A fare lo speedway, cioè mi devi insegnare a fare quella roba lì. Sì, ma vieni però, lo dici sempre, ma non vieni mai, cazzo. Io devo, perché ho paura di imparare a fare quella roba lì. Allora, l'altra volta siamo andati in un posto difficilissimo, c'era la neve, proprio dura. Invece il resto, stiamo da Dio, ci divertiamo da matti. È bello. Perché io sogno di Portiamo anche Fiore con la Vespa. Portiamo anche Fiore con la Vespa. Dai, con la Vespa è figo, eh? Vengo con la Vespa, che fa lo speedway, la Vespa è ideale. È ideale. Senti, ma l'ape ce l'hai ancora? Io l'ape, cioè, non la uso più, ecco. Però la mia ape mitica, perché io ne ho avute 3 durante la mia adolescenza, però la mitica, quella che andava più forte, quella bianca, ce l'ho. Quella che andavi con 2 ruote, quella che facevi sì. il canale. Quella quando eravamo abbastanza stupidi, sì. Ce l'ho. Ho quella, ho il mio motorino, il mio scooter, il mio zip che avevo quando avevo 17 anni, li ho tenuti, ecco, li ho messi a posto. Senti, ma le moto dei mondiali ce le hai? Allora, le moto dei mondiali ce le ho tutte tranne le Honda, perché purtroppo le Honda non me le hanno date. E invece ho le 2 Aprilia 125-250 e le 4 Yamaha dei mondiali, le 4 M1 dei mondiali, che tra l'altro ce le ho qui a casa. E quindi ce ne vuole un'altra, dai. Sì, dai, così facciamo 5. Porco cane, ce ne vuole. Il cane lo chiamiamo 10, ci vuole la quinta moto, almeno siamo tutti contenti. Esatto, ci sto, dai. Francesca! Affare fatto. Ciao Lorenzo, ciao. Ti vedo solo a metà. Sì. Vedi, io e la Francesca portiamo il merchandising, vedi, tu hai il bracciale, Ce l'ha? Vedi. Wow. Bello, cos'è quello? È una giarrettiera. Ah no, è per i capelli. Sembra una giarrettiera, sembra. È il codino, vedi? Cominciamo ad avere tutte delle idee strane dopo stare chiusi in casa da 2 settimane. Vediamo giarrettiere ovunque. Esatto, giarrettiere di Valentino, di 46, ragazzi, vanno a ruba in questo momento. Le potete comprare anche online e fare di tutto in casa. Ragazzi, siete proprio belli, ma ci vediamo speriamo prestissimo. Dai, ci vediamo prestissimo, speriamo prima possibile. Mi ha scritto
Mi ha scritto ora la Francesca un sms che mi è apparso, voi non l'avete visto, dove dice che vorrebbe quel coso per i capelli. Per cui Perfetto. adesso Te lo vado in facciamo rete. vedere, Franci. Te lo compro. mandiamo subito. È bello. È bellissimo. Sì, lo voglio anch'io, me lo metto come bandana quello, figo. Vai. Ragazzi, forza, grazie. Saluta le tue donne. Vale, Ciao, ragazzi. che sei un po'. Dite di stare a casa alla gente, dite di non uscire, di non fare cazzate, perché io li conosco, magari quelli che hanno le moto, che vanno in giro. State a casa, ditelo voi, che è importante. Ragazzi, se stiamo a casa tutti per davvero, ci stiamo a casa meno. Ecco, quindi Passa prima. così facciamo prima. Esatto, questa è la cosa, fantastico. Ti saluta Ralph, mi ha scritto un messaggio adesso, mi ha scritto belli. Lo sento sempre, lo voglio andare a trovare. Salutiamo anche Ralph. Ciao Ralph. Diamoci un appuntamento che quando passa sta roba ci vediamo tutti insieme, dai. Tutti a Ginepro, tutti da Ralph a Ginepro. Andiamo tutti da Ralph al Ginepro, dai, che c'è una casa bellissima e ci buttiamo in piscina. Ciao. Grazie, ciao Vale, ciao Franci. Ciao ragazzi. Ciao Fiore, ciao ragazzi, grazie. Ciao, grazie a te, ciao. Grazie. Che figata, Fiore.